Rieccoci di nuovo insieme. Dopo la puntata di ieri, mercoledì, dedicata al campionato di Serie D e al campionato di eccellenza, oggi riflettori puntati al campionato di promozione. Lo facciamo con i nostri due ospiti che sono venuti a trovarci qui nei nostri studi. Abbiamo il presidente dell'FC Motta, Mario Patti. Buonasera, Presidente. Grazie. Che tra l'altro rivedo dopo averlo incontrato qualche anno fa in prima categoria, appena vincenti nel campionato di prima categoria. Adesso una ci buona racconterà speranza. tutta la bella esperienza invece di questa bella stagione in promozione. Una bella stagione la sta vivendo anche lo Sporting Eubea e abbiamo con noi l'allenatore Alessio Catania. Ciao Alessio, ben trovato, complimenti perché da un paio di settimane siete diventati la vera mina vagante di questo girone D. Complimenti. Buonasera, grazie per l'invito intanto. Ma che cosa è successo? Forse con il nuovo campo, la nuova struttura, avete trovato nuovi stimoli? No, diciamo che l'assestamento iniziale ci voleva, anch'io sono nuovo della società, quindi tutto lo staff tecnico è cambiato, quindi diciamo che abbiamo ricostruito un po' anche il parco giocatori perché con la sospensione dei campionati anche la società ha voluto cambiare. Sì. Quindi non dobbiamo neanche dimenticare che per tutto il girone di andata siamo stati ospiti a Francofonte perché con la costruzione del nuovo Manderboso. Questa è una sofferenza, È una sofferenza. Diciamo che anche lì nella parte finale abbiamo raggiunto qualche risultato importante, però all'inizio, anche se il campo diciamo che è un campo sintetico di ultima generazione, quindi non deve essere data la colpa al discorso tecnico, però è anche vero che non eri in casa e abbiamo giocato quasi tutto il girone perché siamo rientrati a Licodia nell'ultima partita del girone di andata. E da lì poi pian pianino, punto dopo punto. Diciamo che abbiamo fatto 12 risultati utili consecutivi in campionato e se dobbiamo mettere la Coppa sono 16 risultati utili consecutivi perché in Coppa siamo andati avanti con lo Scordia con 2 pareggi e poi col Comeso siamo usciti anche per 2 pareggi. Quindi diciamolo pure, in questo momento siete una squadra in ascesa. Dai. Sì, Okay. perché gli ultimi risultati diciamo avete battuto anche il Mazzarrone. Abbiamo battuto il Mazzarrone, il Gela che era una candidata ed è una candidata anche a vincere il campionato e non per ultimo anche ieri abbiamo giocato a Priolo nel campo di Simone di Siracusa, che anche il Priolo è un'ottima squadra, una squadra formata da diversi giovani, un mix giovani grandi che sta facendo bene e quindi anche ieri non è stata una partita semplice, quindi noi continuiamo il nostro cammino perché abbiamo sempre detto che nonostante tutto siamo partiti un po' a rilento, però c'è un organico e un gruppo importante. E ci stai lavorando, complimenti. Quando parlo di Sporting Eubea e parlo della nuova struttura del campo, io penso a Motta e penso a lei Presidente che già quando eravate ancora in prima categoria soffrivate questa struttura che certamente non è idonea. Tra l'altro, se le cose dovessero andare in una determinata maniera, quello dovrebbe diventare un campo di eccellenza, è omologato per l'eccellenza, ma certamente non è un campo da eccellenza. Ci siamo incontrati con l'amministrazione, ci sono buone speranze, speriamo che ce la facciano di qua, diciamo, all'inizio campionato prossimo, sempre se noi vinceremo la nostra categoria. Ma voi siete ottimisti? Perché fino adesso comunque avete dimostrato di avere una bella squadra, ve la state giocando alla grande, Leonfortese, Realaci, siete lì? No, siamo lì, noi abbiamo preso qualche giocatore diciamo, all'ultimo minuto proprio per fare il salto di categoria. Non ci nascondiamo, ma siamo lì perché ci crediamo. Tra l'altro avete pareggiato questo scontro diretto sabato scorso contro la Leonfortese che sulla carta una buona squadra. La squadra accreditata ufficialmente alla missione finale. Una buona squadra, abbiamo fatto un ottimo risultato, anche un buon gioco, diciamo, è andato bene e siamo stati veramente soddisfatti. Ci hanno fatto diciamo, i complimenti perché è stata una bella giornata di sport. Realaci vi fa paura? Realaci, i ragazzi si conoscono fra di loro, certo
è una buona squadra, cattiva sul piano di gioco, ce la giocheremo anche con loro perché dobbiamo andare anche ad Acireale. Infatti saranno gli scontri diretti che determineranno. Sicuramente gli scontri diretti faranno la differenza, sì, è vero, è vero. Bene, partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Sesta giornata del campionato, guardiamo subito i risultati. Partinica Audace batte Camarat 2-1, Fulgatore batte Gangi 2-0, Città di San Vitolo Capo batte Lascari Cefalù 2-1, vittoria del Resultana San Lorenzo 3-1 contro il Raffadali, Super Giovane Castelbuono batte Alba Alcamo 2-0 ed infine Casteldaccia batte Villabate 3-0. La partita Città di Carini, Folgore e Castelvetrano si giocherà domani 9 marzo. In classifica abbiamo la conferma della squadra palermitana del Resultana San Lorenzo, in testa con 46 punti, 42 Casteldaccia, 35 Folgore Castelvetrano, con 33 Fulgatore e Gangi, con 32 Raffadali 2018, 30 punti Lascari Cefalù, 27 Alba Alcamo, 24 Città di San Vitolo Capo, con 17 punti Città di Carini e Partinica Audace, 15 Camarat, 13 Super Giovane Castelbuono, 11 punti il Villabate. Città di Carini e Folgore e Castelvetrano una partita in meno. Partiamo proprio da questo girone A che è un girone con tantissime squadre importanti blasonate, da Alcamo a Castelvetrano, ed è la conferma che il campionato di promozione, e voi insomma che lo state disputando alla grande, non è un campionato certamente facile. In questo girone A adesso c'è una realtà che si chiama Resultana San Lorenzo di Palermo, è proprio un quartiere di Palermo, che ambisce a sostituire il CUS Palermo in eccellenza. Certo. Io credo che ci siano insomma, le qualità e le potenzialità, Presidente. Sì, senza dubbio, io non lo conosco bene questo girone. È un po' lontano rispetto a voi. Un po' lontano, voi. Sì, di più diciamo, mi faccio qualche, diciamo, qualche sguardo nel girone D. Visione su quello del D, giusto? Sì, perché ci sono stato anche come società sì. in quel settore, quindi... Ma questo lo conosco poco, diciamo, non lo seguo proprio. È caratteristica di questo girone avere proprio all'interno squadre blasonate, Partinico, lo stesso Gangi, cioè il Gangi stesso. Il campionato di promozione non è più un campionato facile. Già l'abbiamo visto con l'eccellenza di quest'anno. È vero, il girone A è il girone B, diciamo che purtroppo sono state delle società che si sono ritirate e quindi lascia il tempo che trova, è stato un po', non dico falsato, ma quasi, con purtroppo le società, la C Sant'Antonio che si è ritirata. La stessa Sicula Leonzio, no? La Leonzio stessa, purtroppo sono cose che dispiacciono perché uno che fa calcio capisce, diciamo, i sacrifici che si fanno e purtroppo è questo. È vero, è vero. La griglia playoff, mister Catania, a questo punto insomma c'è bagarre perché abbiamo il Casteldaccia che tra l'altro proviene dal campionato di eccellenza, la Folgore Castelvetrano che insomma in fatto di blasone non scherza neppure, abbiamo il Fulgatore, abbiamo il Gangi, abbiamo anche il Raffadali. Come vedi la vittoria finale soprattutto per il Casteldaccia? Lì sono tutti, diciamo, come hai detto tu, sono società che hanno fatto anche categorie importanti, quindi diciamo che se la giocheranno, sono tutte cittadine vicine, il Palermitano blasonate per giunta. Blasonate, il Palermitano è stato sempre un girone difficile, anche come diceva il Presidente, diciamo dalla parte nostra è difficile. Io, essendo che sono di Gela, forse era più semplice quando c'era qualche squadra di Gela, ma anche lì era difficile andare a giocare in quel girone. Mi tiri insomma il gancio giusto parlando di Gela, però tra poco, perché poi parleremo del Gela quando parleremo del girone D, perché proprio Gela è la conferma che una società così blasonata, una cittadina così blasonata debba ancora comunque soffrire in promozione, no? Eh sì, purtroppo a Gela ci sono stati tanti campionati di Serie D. E tanti sbagli. Diciamo che
Il calcio importante a Gela è stato quando Bonanima dell'ingegnere Tuccio ha fatto tanto e bene. E anche lui ha fatto anche annate in Serie C, era uno molto passionale. Il calcio lo sentiva, era uno che metteva tanti soldi e tanta passione, però purtroppo quando non ha più avuto questa voglia di portare avanti questo progetto, sono cambiati tanti presidenti e quindi purtroppo poi è fallito in un modo così molto. Io faccio parte di quella realtà perché ho fatto per 2 anni la juniores del Gela Calcio. Del Gela, quindi conosci la realtà. Quindi conoscevo la realtà con l'ingegnere Tuccio prima e dopo chi l'ha seguito dopo. E quindi purtroppo noi anche a livello giovanile abbiamo fatto 2 anni consecutivi la vittoria dei campionati juniores regionali, siamo andati a fare pure le fasi nazionali, quindi avevamo iniziato un percorso che poteva essere a lungo termine. Ormai però fa parte del passato, hai girato pagina, come sì, ma infatti, adesso l'impegno in promozione non è da sottovalutare, no? Per uno che viene dal settore giovanile. No, infatti diciamo che penso che questi campionati è importante anche valorizzare tanto il prodotto locale e i giovani. A questo punto parliamo subito del girone B. Anche qui si è giocata la sesta giornata del girone di ritorno, i risultati sono questi: Gescal che perde in casa 2-1 con il Sinagra Calcio, Torrenovese batte Atletico Messina 1-0, Profalcone Rocca Acquedolcese 0-0, Sant'Angiolese batte Stefanese 4-0, Valdinisi Messana 1966 1-1, rinviata al 16 di marzo la partita Castelluccese Promende, così pure Milazzo Gioiosa. Adesso in classifica in questa giornata troviamo la Torrenovese con 38 punti, con 36 Rocca Acquedolcese, con 35 Promende, 31 per Messana 1966 e Milazzo, con 30 il Profalcone, 28 Sant'Angiolese, 23 Atletico Messina, 22 Castelluccese, con 19 la Gescal, 17 punti per il Gioiosa, 14 per il Sinagra, 12 punti per il Valdinisi, chiude la classifica la Stefanese con 8 punti. 3 partite da recuperare per la Castelluccese, 2 per Rocca Acquedolcese e Gioiosa ed infine una partita da recuperare per Torrenovese, Promende, Milazzo, Profalcone, Sinagra e Valdinisi. Beh, da quello che vediamo sono tantissime le partite da recuperare in questo girone B del campionato di promozione, un campionato lungo, un campionato che in questo momento vede prevalere la Torrenovese, però è anche vero che la Rocca Acquedolcese deve recuperare 2 partite e sulla carta ha un calendario leggermente favorevole. Presidente, poc'anzi parlavamo appunto con Alessio riguardo al fatto che spesso e volentieri l'iniziativa di un presidente è quella che anima giustamente il successo di una società, di una squadra, però so che lì a Motta, oltre alla sua figura, ci sono tantissimi dirigenti che comunque diventano anche loro fondamentali poi per, non dico il successo, ma per una stabilizzazione della società. Sì, ma giustamente il Presidente fa la sua parte importante, giustamente. Ma se non ci sono prende intorno... le sue considerazioni, le iniziative, però diciamo tutto il contesto diciamo, è quello più importante. È fondamentale perché dà l'equilibrio poi anche per giustamente gestire sponsor e non solo. Sì, ci sono diciamo, le partite stesse sia diciamo, fuori casa che dentro casa, l'organizzazione, il segretario, il dirigente, anche l'ultimo, diciamo, il magazziniere diciamo, fa la sua parte più importante di tutti per mettere a nostro agio diciamo, tutto diciamo, il contesto dei giocatori. Io lo dico, però giustamente non voglio mancare di rispetto alle altre 2 società, ma se dovesse succedere che avviene questo passaggio in eccellenza, sappiamo benissimo che probabilmente, e questo lo dicono tutti, è totalmente un altro percorso. Quindi vuol dire nuovi dirigenti, nuovi progetti, nuove sponsorizzazioni. O sbaglio, Presidente?
Credo proprio di sì. Voi questa cosa, insomma, ci pensate? No, già ne abbiamo parlato, stiamo valutando tante situazioni, tanti progetti, perché la cosa più importante, poi volevo mettere anche un discorso sul fatto che diceva il mister per il fatto di Gela, no? Certo. La Gela, diciamo, è stata sempre una piazza importante, però se non puntiamo, diciamo, per i giovani, per il settore giovanile, va a finire, come ha detto poco fa il direttore, ci sono dei 2005-2004 che devono andare in campo, diciamo, e quelli sono il futuro e qualche cosa che può portare avanti una società. Voi come Motta questo percorso lo state già seguendo o ci state lavorando? Noi abbiamo un buon settore giovanile che ci già è una bella soddisfazione. Ci sta portando soddisfazione veramente. Bene, bene, sono contento. Ritornando a parlare sul girone B del campionato di promozione, guardiamoci adesso il pareggio 0-0 tra Pro Falcone e Rocca Acquedolcese. Finisce a reti bianche l'attesa sfida dello Stefano Salmeri tra Pro Falcone e la capolista Rocca Acquedolcese, ma è servita una super parata di Salvatore Benfatta che al 95esimo ha evitato la prima sconfitta casalinga ai giallorossi. Gli ospiti rabberciati dalle assenze e fermi da oltre 15 giorni per i casi di positività nel gruppo squadra ci provano dopo 16 minuti con la conclusione di Biondo che si perde di poco sul fondo. Il Pro Falcone non sta a guardare, 10 minuti dopo la potrebbe sbloccare con Carini, il suo destro a colpo sicuro trova però la pronta risposta in angolo di Caserta. Il Rocca Acquedolcese torna a farsi vedere al 34esimo con il tiro di Bella Macina che sorvola di poco la traversa. Poi al 36esimo si fa male il giocatore di casa Cristian Adamo che deve essere sostituito da Jaité e 5 minuti dopo infortunio anche per il biancoverde Paone che deve lasciare il campo per Lima. Nel finale di frazione torna a spingere la squadra ospite e al 46esimo il tentativo di Crasci non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa è ancora la squadra di Palmeri a provarci in apertura con Cangemi che calcia dal limite, Benfatta risponde presente. Insistono gli ospiti ed è ancora Cangemi a cercare la via della rete al 59esimo, ma il classe 2002 viene fermato per un dubbio fuorigioco. Poi il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo e all'86esimo è il Pro Falcone ad avere una buona occasione con Zappia che penetra in aria dalla sinistra calciando centralmente tra le mani di Caserta. Si giunge così al 94esimo quando il Rocca Acquedolcese ha la possibilità di portare a casa la vittoria per il rigore concesso dal signor Polizzotto che sanziona l'intervento in area di Mendolia su Cangemi con la massima punizione. Sul dischetto si presenta per i biancoverdi Mariano Russo che però si fa ipnotizzare da un super Salvatore Benfatta che respinge il suo tiro ed evita di fatto anche il primo KO interno per i suoi. Con questo risultato il Pro Falcone sale in classifica a quota 30 punti e si porta ad una sola lunghezza dalla zona playoff e con una gara in meno, mentre il Rocca Acquedolcese scivola al secondo posto con 36, ma i biancoverdi hanno ancora 3 partite da recuperare. E parliamo adesso del girone C. Un girone C dove praticamente la corsa diventa a 3, una Leonfortese che pareggia in casa contro l'FC Motta, un Real Aci che vince a Scordia 3-1. Guardiamo subito i risultati della domenica. Lavinaio Atletico Nissa 2-2, Armerina batte San Gregorio 2-0, Leonfortese FC Motta 0-0, Ciclope Bronte batte Don Bosco 2000 3-0, Atletico 1994 batte Mister Bianco 2-1, Belpasso FC 2014 batte Città di Calatabiano 3-0 ed infine Real Aci batte Gimnica Scordia 3-1. Come ho detto poc'anzi, Real Aci attualmente in testa con 49 punti, 47 FC Motta, con 45 la Leonfortese, 36 punti Atletico 1994, 32 Atletico Nissa con 26 Belpasso FC 2014, 23 punti Gimnica Scordia e Ciclope Bronte, con 19 l'Armerina, 18 Don Bosco 2000 e Mister Bianco, con 14 Lavinai e San Gregorio, con 12 chiude la classifica il Città di Calatabiano.
Presidente Patti, partiamo da questo pareggio che insomma vi ha visto anche protagonisti a Leonforte contro una squadra forte tecnicamente, ben organizzata. Voi non siete stati certamente a guardare, perché portare a casa un pareggio importante da Leonforte certamente è un risultato positivo. Ne ha approfittato il Real Aci, ma quello ci può pure stare, ci può stare. Ma che partita è stata contro la Leonfortese? Una partita veramente maschia, diciamo. Non ci sono stati falli, una partita giocata a viso aperto. Anche perché la qualità tecnica dei giocatori c'era. c'era. Dei giocatori ci sono, Leonfortese aveva un buon centrocampo con 3 giocatori presi, diciamo, in questo periodo all'ultimo minuto, che erano veramente fisicamente messi in campo bene, ma noi, diciamo, non ci abbiamo concesso niente completamente. Abbiamo fatto, il portiere si è superato della Leonfortese per ben 2 volte, e comunque anche il portiere stesso della Leonfortese ha fatto la differenza. Una bellissima partita, e alla fine ci siamo stretti la mano. E questa è già una bella cosa, no? Perché fra due squadre di una certa caratura, che dopo un incontro di cartello insomma amano salutarsi in questa maniera, sì. È un po' strano, però ci fa piacere che avviene. Prima all'inizio sembrava un po' più accesa la partita, e invece poi alla fine, perché loro, diciamo, sui messaggi mandavano sulla loro pagina Facebook dei video che in settimana si stavano preparando, proprio perché la loro era solo la vittoria gli interessava. Però noi tranquillamente, perché non per qualche cosa nella mia squadra ci sono giocatori che queste partite ne hanno fatte molte, certo. molte E poi c'è il mister, insomma, che sa il fatto mister suo, Di Maria, no? giustamente, voglio dire, non è l'ultimo arrivato, poco. sa benissimo come affrontare queste partite, no? Anche dall'altra parte c'è mister Mirto, che ha fatto anche la Serie D, giustamente un esperiente, e quindi una buona partita. Siete contenti? Siamo stati contenti dalle ambedue parti. Benissimo. Mister, è anche vero che questo scontro Leonforte, Real Aci, FC Motta dà ancora più qualità a questo girone C? Tu come vedi un possibile risultato finale di questo raggruppamento? Ma io spero intanto, per la presenza del Presidente, che lo vincono loro. Quindi se non fosse stato presente avresti detto qualche... A parte gli scherzi, diciamo che è un girone molto combattuto, perché sono tutti lì a giocarsela. Io penso che poi la differenza la farà, come sempre, la qualità delle squadre. Quindi poi ovviamente io penso che per esperienza ogni partita ha la propria storia. Io parlo per esempio personale, perché come dicevamo poco fa, se loro continuano ovviamente a dare delle motivazioni importanti, penso che se la giocheranno fino alla fine, perché sono 3 grosse squadre, 3 squadre che hanno organici importanti. Poi c'è il terno all'otto anche dei playoff, che comunque rimane sempre un cammino difficile, sì, no? Sì, ma poi, come diceva il Presidente, anche hanno l'esperienza di 2 allenatori che hanno fatto tanti campionati importanti, hanno vinto tanti campionati, quindi penso che fino alla fine sarà combattuto, ma è bello anche per quello. Poco fa parlavamo dell'eccellenza, parlavamo che magari ci sono ormai l'eccellenza, togliendo quelle 2 o 3 squadre, un campionato che non ha nulla da chiedere. Invece il girone di promozione quest'anno, sì, ogni partita diventa una... No, io è il primo campionato che faccio in promozione, perché avevo avuto quella possibilità, diciamo, di lavorare a Gela in eccellenza 2 anni fa, prima del Covid, ed è stato un campionato importantissimo, perché non dimentichiamo che quell'anno c'era in eccellenza il Paternò, il Giarre, il Sant'Agata, era un campionato, forse è stato uno dei più forti, diciamo, dei più belli visti negli ultimi anni di eccellenza. Sì. Noi abbiamo avuto diciamo, è stato l'ultimo campionato del girone B interessante, perché poi dopo è andato un po' a scemare. Noi abbiamo fatto, anche per me è stata una grandissima esperienza, quindi quello che dicevo, come posso dire anche del nostro girone, io quest'anno è il primo anno, anche se l'ho sempre seguito, perché ovviamente ho tanti amici che giocano, che allenano, e quindi quest'anno è stata per me un modo per una rivalsa, perché ero fermo dall'anno del Gela, e quindi è stata una bella sorpresa, perché non conoscevo la società, non conoscevo
le persone di Licodia, e quindi è stata una bellissima sorpresa, perché finora non ci hanno fatto mancare nulla, è una società ambiziosa. Parleremo della tua squadra tra poco, perché voglio concludere il discorso del girone C guardando gli highlights della vittoria appunto del Real Aci 3-1 contro la Gimnica Scordia. Lo 0-0 tra Leonfortese e Motta dà la possibilità ai Realaci di prendersi la vetta solitaria della classifica, ma i Granata devono passare sul campo dello Scordia di Mario Giuffride, che ancora accarezza la chance di agguantare un posto playoff. Primissimi scampoli di partita e Realaci che subito pressa alto. Qui Claudio Marino riesce a rubare 2 volte il pallone e a lanciare Castelli. Castelli all'1 contro 1, si sposta il pallone sul destro, Castelli prova il destro, blocca sicuro Meo. Prima sortita offensiva anche per lo Scordia, attacca sulla destra Cantarella, trova Milazzo, che va a contrasto con Pennisi e Licata e mantiene il possesso del pallone. Poi ancora Milazzo, si incuna in mezzo a 2 e subisce fallo, calcio di punizione per lo Scordia. Sul punto di battuta Sciacca. Parte Sciacca, il pallone in rete! Lo Scordia in vantaggio, il primo tentativo, va subito in rete con Sciacca, che aveva già segnato a Realaci con la maglia del Belpasso, e 1-0 Scordia. Accusano il colpo e Granate, lo Scordia prova ad approfittarne, Cristoforo in profondità per Milazzo, che riesce a bruciare in velocità Faro. Milazzo entra in area, ancora Milazzo col destro! Il pallone di poco al lato, brivido per il Real. Corner di Milazzo, allontana di testa Faro, palla verso Cantarella che colpisce male, poi Licata subito per Castelli, di prima per Mongelli che controlla di petto e riesce a girarsi. Imbuca per De Carlo, la posizione regolare, De Carlo si porta avanti il pallone con la testa, De Carlo supera Meo, prova il tiro da posizione defilata, troppo debole. D'imprima, ha tanto spazio per impostare, allarga bene sulla destra per Cantarella. Cantarella vede il movimento dei compagni, serve Milazzo al limite dell'area, fronteggiato da De Carlo, Milazzo lo salta, prova il destro, blocca Vitale. Metà del primo tempo, Campanella sventaglia bene sulla sinistra per De Carlo. De Carlo la mette in mezzo sul secondo palo dove c'è Luigi Marino che non inquadra la porta da pochi passi. Scordia che ripiega con quasi tutti gli effettivi a difesa del prezioso vantaggio. Qui lancio lungo di Cantarella, colpisce male Pennisi favorendo Milazzo. Milazzo 1 contro 1 con Pennisi, ancora Milazzo, entra in aria, prova la conclusione, Vitale gli dice di no. Faro avanza sulla destra, cerca con un lancio Cavallaro, sbaglia la misura, poi Cristoforo, pallone che finisce a Cavallaro, scodella per Marino in aria, Marino salta Meo, poi viene atterrato, ma è tutto fermo per fuori gioco. Questa è la posizione di Luigi Marino sul tocco di Davide Cavallaro. 42esimo, Licata. Si fa vedere Castelli nella zona centrale del campo. Serve Claudio Marino, steso da 2 giocatori. E calcio di punizione per il Real. Punto di battuta, va Castelli. Parte Castelli! E 1-1! Simon Luca Castelli, prima da titolare, subito a bersaglio. Il primo gol stagionale di Castelli è 1-1. Parte subito forte il Real nella ripresa. Castelli vede Licata, si appoggia sulla destra per Cavallaro che ha spazio per il cross. La mette in mezzo per Mongelli, traversa. Poi Marino in aria, ancora Marino e alla fine libera lo Scordia. Napoli che è andato a occupare il ruolo di esterno destro. All'indietro per Licata, cross immediato per Pennisi. Si appoggia su Marino, Marino in aria, Marino cade. Non c'è nulla per l'arbitro. Poi Sciacca insegue il pallone e alza un campanile altissimo dentro l'aria. Cristoforo si colpisce sul braccio. L'arbitro dice che non c'è nulla. Proseguono gli attacchi tambureggianti degli acesi. Licata sulla destra, la mette in mezzo per Mongelli, anticipato da Senia. Alimenta l'azione De Carlo, che vede sulla sinistra Castelli. Castelli all'1 contro 1. Cerca il tiro! Meo, un grande intervento, la toglie da sotto l'incrocio. Pennisi per Licata, di prima per De Carlo che scappa sulla sinistra, va via De Carlo. De Carlo 1 contro 3, alla fine cerca il traversone sul secondo palo per Di Blasi, anticipato, arriva Claudio Marino che prova il destro, palla alta sopra la traversa, prova ad uscire palla a terra lo Scordia, Sciacca di prima, capisce tutto Napoli, che rilancia verso Mongelli, Mongelli resiste una carica, prova a metterla in mezzo, respinge Cristoforo, ancora Mongelli di sinistro sul secondo palo, a vuoto Vaccaro per Castelli. Castelli da un occhio e mezzo, d'esterno per Di Blasi, ancora Meo con i piedi. Continua a spingere la squadra di Marcello Manca, ancora una punizione sempre per i piedi di Castelli.
Castelli va direttamente in porta e Meo con un colpo di Reni razzo sopra la traversa. Calcio d'angolo affidato ancora una volta ai piedi di Castelli. Palla in aria per Pennisi di testa, ancora lui, Tancredi Pennisi dopo il gol da 3 punti all'Avinaio, un altro gol decisivo. Scordia 1, Realaci 2, impazzisce di gioia la panchina granata. Cerca l'elezione immediata lo Scordia, buona Pasqua, fermato da Licata. Poi si scontra con Vadalà e apre le porte del conto per Di Blasi che lancia Castelli, posizione regolare. Castelli è tu per tu con Meo, ancora Castelli, la finta Castelli. Sentenzia lo Scordia con la doppietta personale. Simon Luca Castelli che chiude i conti. Il Realaci sbanca l'Aldo Binanti. L'arbitro manda le squadre sotto la doccia. Il Realaci espugna Scordia dopo essere stato sotto nel punteggio per la prima volta in trasferta in questa stagione. La vetta solitaria della classifica è conquistata e ora tocca difenderla dagli attacchi delle concorrenti sempre molto agguerrite. Domenica si torna a giocare in casa, quando a far visita alla squadra di Marcello Manca arriverà il Bronte. Prima di parlare del girone D, chiudiamo questo discorso riguardante invece il girone C con un pronostico che a questo punto diventa non tanto facile per il presidente dell'FC Motta Mario Patti, ma forse un po' più facile per te che insomma fai parte del girone D. Chi vedi poi alla fine per la vittoria finale? Voglio un nome, secco. Sai che è difficile, lo dicevo poco fa. Io penso che il Motta alla lunga potrebbe farcela, anche se, come diceva il Presidente, la Leonfortese è un osso duro, come sarà un osso duro il Realaci. Però penso che il Motta alla fine, glielo auguro anche al Presidente, che possono salire in eccellenza, perché vincere un campionato è sempre bello. Già giocarselo alla pari, là sopra. E ho visto anche le immagini, diciamo, di domenica scorsa. Purtroppo parlavamo poco fa delle strutture, ormai a oggi avere un campo sintetico veramente fa tanto, perché anche la metodologia del lavoro quotidiano, certo, io sono abituato, dicevo questo sempre ragazzi, a Licodia c'era un campo anche in terra battuta, e quindi anche la società è entusiasta per questa. Ma è chiaro, e qui il Presidente me lo può confermare, che se arriva un campo in sintetico anche a Motta cambia tutto, anche il modo di organizzare la stagione, il settore giovanile, lo spirito con la quale i giocatori poi vengono a giocare anche a Motta. Noi bravo, questo è quello che volevo dire. A Motta purtroppo i ragazzi non è che vengono volerendosi, diciamo, perché la struttura è pietosa. È vero. Perché a Motta, diciamo, devono venire apposta, non è che è un paese di passaggio come Mister Bianco. Sì. Ma Motta, diciamo, venire a Motta devono essere tanti i presupposti per venire, la struttura, la società e l'unica che manca è la struttura. È vero, perché la società si sta devo organizzando. fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, i miei giocatori, che nessuno parla male, diciamo, o si lamenta, giocano, diciamo, ovunque loro si trovano, o con il campo che fa, diciamo, differenza o no. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro adesso vi preparerete allo scontro contro il Realaci. Sarà una partita da prendere con le pinze, perché penso che il Realaci forse è più spavaldo rispetto alla Leonfortese, che tatticamente forse ha una maggiore organizzazione, però lo spirito con la quale la squadra di Manca gioca è quello proprio di battagliare pallone su pallone. Sì, il Realaci purtroppo noi abbiamo sbagliato l'unica partita all'andata, che purtroppo è andata male. All'ultimo minuto, diciamo, in 10 noi eravamo sull'1-1, il nostro mister la voleva vincere a tutti i costi, ha visto, diciamo, che c'erano le possibilità, però non è andata così, un contropiede poi. Un allenatore deve sempre rischiare. Sì, ma noi giochiamo sempre o dentro casa o fuori, diciamo, sempre per. Conosco lo spirito di Alessandro Di Maria. Sempre con 3-4 attaccanti, D'altra parte questi campionati, per vincerli bisogna rischiare con i nomi dei giocatori, bisogna rischiare con i nomi degli allenatori che vengono inseriti in rosa, e poi ogni partita è una partita a sé, quindi se porti a casa un risultato super positivo lavori meglio tutta la settimana, e con quello spirito magari la domenica successiva hai qualche possibilità di vincere anche una partita più impegnativa. In questo momento non si può sbagliare più. Beh, questo certamente. Poi tra l'altro si avvicina lo scontro diretto con il Realaci,
poi ci sarà lo scontro anche Leonforte. Certo, prima c'è Leonfortese sì, Real e Laci. poi ci sarete voi. La settimana successiva c'è Real Laci Motta. In poche parole, tra 3 settimane potremmo capire bene chi potrebbe vincere questo girone, chi potrebbe vincere, perché poi fino all'ultimo non si sa, perché c'è l'Atletico Nissa che diciamo una squadra che ci ha messo in difficoltà. Beh, sono un po' attardati in classifica. Però la classifica purtroppo è quella. Questo è anche vero. Anche con l'Atletico 94 dobbiamo giocare l'ultima partita. È vero. Vediamo è vero. che cosa succede. È vero. Beh, ci piace perché anche questo girone ha confermato che il campionato di promozione è intenso e battagliero. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone D. Sesta giornata del campionato, anche qui in questo girone D sicuramente le sorprese sono la sconfitta del Mazzarone nel recupero di mercoledì, ma soprattutto il ritorno comunque alla vittoria della stessa squadra del Mazzarone questa domenica, una vittoria che permette alla squadra di ritornare ancora più saldamente in vetta in questo girone D. Guardiamo i risultati. Città di Avola 2020 batte RG 1-0, Sporting Eubea batte Priolo Gargallo 2-1, Club Calcio Vittoria 2020 batte Città di Comiso 2-0, Frigentini Città di Canicattini 1-1, Mazzarone batte Pro Ragusa 3-1, Modica Calcio batte Calcio Scicli 2-1 ed infine Nuova Città di Gela batte Megara 1908 3-0. In classifica, come ho detto poc'anzi, il ritorno alla vittoria conferma la leadership per il Mazzarone, in testa con 44 punti, 40 punti per il Modica Calcio, 36 Sporting Eubea, 34 Nuova Città di Gela, 33 punti Città di Comiso, con 30 il Frigentini, 28 punti Club Calcio Vittoria 2020, 23 Priolo Gargallo, con 21 il Città di Canicattini, 20 punti Città di Avola 2020, 19 Pro Ragusa, 18 Megara 1908, 14 punti per RG, chiude la classifica Calcio Scicli con 12 punti. Beh, partiamo con l'ospite che abbiamo in studio, ovvero mister Alessio Catania, allenatore di questo Sporting Eubea, che mercoledì scorso ha battuto il Mazzarrone alimentando sogni importanti in società, confermati tra l'altro con questa ennesima vittoria anche domenica, in un campo non certamente facile, quello del Priolo Gargallo. Alessio, a questo punto dove vi volete collocare in questa classifica? Perché il Modica continua a vincere, certamente zoppica il Città di Comiso e voi siete lì attualmente con buone possibilità di rientrare nel novero dei playoff. Sì, ma noi diciamo che non ci siamo posti dei limiti perché da 7 giornate abbiamo fatto in queste prime 7 giornate di ritorno 6 vittorie e un pareggio a Comiso con una squadra che in quel campo è difficile. Oggi il Vittoria è andato a vincere lì, però è una squadra difficilissima da affrontare. Noi ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo giocarcela con tutti, rispetto per tutti, paura per nessuno. Giusto. Perché alla fine io penso che anche i risultati positivi ci hanno aiutato ad aumentare la consapevolezza di essere una squadra importante, perché è una squadra che oggi non si può nascondere, una squadra che ha battuto il Frigentini, il Gela, il Mazzarone. L'obiettivo a questo punto diventa primario, playoff. L'obiettivo domenica incontriamo il Modica, quindi domenica sarà un'altra partita importantissima contro una società importante, perché riorganizzata tra l'altro. Riorganizzata, ma con gente importante che ha fatto calcio ad alti livelli e quindi sono partiti un po' in ritardo, ma hanno una squadra che secondo me a livello di organico sono la più forte insieme al Mazzarrone, perché giocatori come Agodorin, Genovese, Chebè, Gatto, Gaspare Pellegrino, Vindigni, La Cognata, diciamo che è una squadra che si può permettere di tenere in banchina giocatori molto importanti, quindi noi siamo ripartiti da quella sconfitta lì, perché da lì non abbiamo più perso una partita, perché all'andata è stata una partita un po' particolare, perdevamo, ci hanno annullato un gol
diciamo inesistente, di un fuorigioco inesistente, poi loro hanno segnato con un gol dubbio e poi diciamo che sul 2-0 negli ultimi 5 minuti abbiamo provato il tutto per tutto e poi la partita è finita 4-0 per loro e forse da lì è scattata un po' la scintilla. È cambiato tutto poi dopo, è cambiato tutto. Poi il ritorno anche in casa, nel proprio stadio. Diciamo che siamo rientrati in casa, ma è cambiato anche l'organico. Abbiamo preso quei 2 o 3 giocatori che ci hanno dato, il Presidente sicuramente conoscerà, perché io ho un gruppo di Catania importante, 10 giocatori, tra cui i fratelli Gallo, Agostino e Johnny, che sono stati tanti anni nel calcio Catania, e i fratelli Mascali, che sono 2 ragazzi. Sono quei giocatori che ti servono per fare un campionato da vertice. E poi abbiamo preso Lamin Charti, che nel girone del Presidente aveva fatto 9 gol con l'Aidone, quindi abbiamo Don Bosco 2000, quindi diciamo che abbiamo preso e abbiamo un giocatore che secondo me anche il Presidente conoscerà, che è sprecato per la categoria, il Diego Giuffrida, che è un giocatore che è venuto da noi in punta di piedi perché è un giocatore che è stato sfortunato negli anni, sempre infortunato per tanti infortuni. Negli ultimi anni era da Sant'Antonio, ha fatto eccellenza, promozione, aveva iniziato a bel passo. Mister, non vi potete più nascondere a questo punto, ha detto bene, no Presidente, non si possono più nascondere, a questo punto i giocatori fanno la differenza. A livello qualitativo io penso che al Mazzarrone noi abbiamo fatto una partenza un pochettino a rilento e quindi quei punti che abbiamo perso all'inizio magari li puoi anche, purtroppo li hai pagati quei punti, però siamo lì, mancano 7 partite. E domenica c'è il Modica. Presidente, Mazzarrone, che a questo punto potrebbe avere effettivamente un ruolo ormai definitivo? Nel senso che è lui il gruppo che vince questo girone? Penso proprio di sì. Per organizzazione anche, sì, no? Anche ci hanno pensato in tempo, molto tempo fa. L'anno scorso, anche un anno prima. E questa cosa fa tanto, certo. No? Questa cosa fa tanto perché poi alla fine ti ritrovi già mezzo lavoro avanti. Noi siamo stati sfortunati anche gli altri anni perché 2 anni fa, quando è iniziato il Covid, eravamo in fase, diciamo, sì. Eravamo nei playoff, già mancavano 6 partite alla fine e quindi ce la volevamo già giocare 2 anni fa. Poi l'anno scorso la stessa cosa, altrettanto, abbiamo fatto 3 partite, 3 vittorie. Quest'anno poi vi siete ritrovati la Leonfortese e il Real Aci, quindi con più l'anno scorso c'era il Taormina. C'era il Taormina l'anno scorso. Quest'anno diciamo sì, ci sono, le 2 squadre sono forti anche. Si parlava poc'anzi del Gela, no Alessio? Questo Gela che a questo punto insomma tenta l'aggancio nella zona playoff, tenendo presente che tra l'altro nella prima parte della stagione aveva inelato dei risultati positivi. Poi che cosa è successo? Hanno dovuto resettare tutto, adesso pian pianino hanno riconquistato posizioni. Io per esperienza ho capito che in questo campionato non puoi mollare un centimetro, un attimo, perché i risultati lo fanno capire meglio, perché anche oggi consideriamo che oggi c'erano tante partite che sembravano scontate, ma il Mazzarrone pareggiava in casa col Pro Ragusa e poi ha vinto nei minuti finali per 3-1, e il Modica pareggiava con lo Scicli fino a 5 minuti dalla fine. Quindi io dico sempre, ragazzi, non ci sono partite che iniziano già col risultato acquisito, si devono tutte giocarle, quindi ora la corsa ai playoff si fa interessante. Beh, si è allargata perché voi siete entrati decisi, con la possibilità anche delle altre di agganciare una posizione importante. Sì, noi eravamo distanti, diciamo, qualche settimana fa, poi con i risultati che abbiamo fatto nel girone di ritorno abbiamo scavalcato, considerando che squadre come il Comiso e il Gela erano distaccate da noi da almeno 7-8 punti. Adesso sono sotto, il Modica anche aveva un grande vantaggio, adesso siamo lì a 4 punti e con lo scontro diretto in casa domenica. Quindi io penso che a oggi, quello che dicevo poco fa, abbiamo le qualità per giocarcela fino alla fine, poi non bisogna
mai limitarsi. Io penso che il Mazzarone ha un distacco abbastanza ampio, però da non dimenticare che il Mazzarone ha lo scontro diretto, l'ultima in casa col Modica, poi la settimana prima il Comiso, quindi ancora allora, quindi vai contro l'idea del Presidente che invece ha classificato già il Mazzarone potenziale vincitore del girone? No, contro no, perché ripetiamo, come hai detto tu, il Mazzarone è anche ha un organico importante, perché noi l'abbiamo incontrati mercoledì nel recupero, è stata una partita abbastanza tirata, una partita che ci siamo giocati a viso aperto, perché ripeto, noi dove giochiamo, dove ci sono i cambi in sintetico, ce la giochiamo perché abbiamo grosse qualità, abbiamo lavorato sempre sotto l'aspetto mentale ma anche tecnico, perché abbiamo giocatori, come detto poco fa, di qualità, che forse dovevano prendere un po' di consapevolezza dei propri mezzi, e non dimentichiamo che anche Ronny Valerio e Marzio Lopresti, che poco fa ricordava il direttore, sono ragazzi che hanno fatto categorie importanti, e quindi oggi c'è un gruppo, sono pronti a giocarsela. È un gruppo giovane pure. Presidente, nei playoff però è anche vero che guardando un po' le squadre ci rendiamo conto che sarà veramente comunque un terno al lotto lo stesso la vittoria finale, perché soltanto una squadra poi passerà in eccellenza. Modica Calcio, Sporting Eubea, Nuova Città di Gela, Città di Comiso. Sì. Sono 4 squadre che a questo punto attualmente sono queste, dico, sono squadre importanti. Poi alla fine credo che bisogna avere la mentalità per fare il salto di qualità. Sì, ce la giocheremo, sicuramente già lo sappiamo, ci sono queste 4 squadre che sono all'altezza della situazione. Lei pensa che il Modica più dello Sporting Eubea oppure del Città di Comiso? Ma sempre O della stessa Gela? come diceva il mister, la struttura è importante, oltre ai giocatori, diciamo, se la giocheranno. Modica il campo ce l'ha. Sì, il Modica ce l'ha, ma ora l'Elico di Eubea, diciamo, ce l'ha avuto da qualche mese, ma prima ha fatto il salto di qualità. Ha fatto il salto di qualità, anche per questo. Insomma, sarà un girone che comunque, sì, d'accordo, il Mazzarone è avvantaggiato anche nella classifica, però deve sempre guardarsi le spalle, e poi c'è questo scontro diretto con il Modica all'ultima giornata, per cui effettivamente vedremo cosa succederà. Bene, abbiamo concluso anche il discorso del girone D. Adesso per chiudere una battuta con i nostri 2 ospiti di questa puntata di penalty. Iniziamo con il presidente Patti dell'FC Motta, un Motta che comunque ha fatto un percorso di crescita anno dopo anno. Perfetto. Abbiamo avuto modo, insomma, di ricordare il momento importante del passaggio dalla prima categoria in promozione, e da là si capiva che comunque l'obiettivo del Motta era quello di avere un percorso in ascesa. Questo percorso in ascesa è arrivato, continua ad essere sicuramente importante, però è anche vero che abbiamo detto che poi al momento di trovarsi di fronte a categorie di una certa qualità bisogna fare un salto di qualità anche all'interno della società. Si deve riprogrammare tutto, perché si deve uno alzare un po' l'asticina, come si suol dire, no? Un campo in sintetico, una struttura, potrebbe far sì che anche Motta possa avere nel suo bacino più visibilità, perché poi molte squadre verrebbero anche ad usufruire questa struttura che logisticamente è importante. Perché è vicino Catania, fuori Catania. Anche la struttura stessa, diciamo, ha un progetto, una struttura già... Lo spazio è considerevole. Bravo, lo spazio già è consistente in sé per sé, manca qualche accorgimento che potrebbe fare la differenza sul progetto finale, ecco. Ottimista? Sì, sono, diciamo, di natura ottimista. E i suoi dirigenti lo sono pure? Io sono presidente da 11 anni. E quindi allora devono essere per forza ottimisti anche loro. Per non scorporarmi da questa presidenza significa che sono d'accordo con le mie idee. Benissimo. Alessio, invece lo Sporting Eubea in dirigenza si sta un po' pensando che potrebbe, insomma, avverarsi questo sogno dell'eccellenza? Se ne parla? No, la società l'ha detto chiaramente, è molto ambiziosa, quindi ha detto chiaramente che al di là del risultato dei playoff, anche per un
futuro ripescaggio ci sta pensando realmente, perché ripeto, è una società ambiziosa. Poi negli ultimi anni ovviamente hanno avuto il pensiero alla nuova struttura, al nuovo campo sintetico. Oggi hanno ampliato un po', hanno allargato anche la collaborazione, perché hanno iniziato una scuola calcio, quindi è una cosa molto importante per loro, perché hanno chiuso un'affiliazione con il Torino Calcio, quindi anche, come dicevi poco fa tu, il bacino di utenza si sta allargando, perché anche Licodia dobbiamo ricordare che è una cittadina di 3.000 abitanti, quindi l'Interland poi diventa importante. Quindi diciamo che la società è pure storica, perché la famiglia Storino che porta avanti da tanti anni questa società, e quindi è molto ambiziosa, e siccome quest'anno, al di là del risultato finale, perché fino alla fine ce la giocheremo, però il gruppo è molto giovane, la squadra è composta da tutti i ragazzi che vanno dal 99, 2000, 98, Bene, 97, belle basi, sono delle belle basi, una base importante per fare o un prossimo campionato di promozione di vertici, o un campionato di eccellenza per far bene. Quindi diciamo che già quando una società ha le idee ben chiare è importante. È già un primo passo vincente. Benissimo, grazie per essere stati con noi, ringrazio il presidente dell'FC Motta Mario Patti, grazie, in bocca al lupo per l'invito. Gli scontri diretti che arriveranno, puntuali. Speriamo bene che sia l'anno giusto, speriamo. Incrociamo le dita anche per lo Sporting Eubea, in bocca al lupo e complimenti, perché da qualche settimana si parla di voi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il lavoro che state facendo è il lavoro giusto. Grazie e complimenti. Grazie. Buonasera. Si conclude qui la puntata odierna di Penalty ore 13 su Televent 7 Gold. Noi ci rivedremo settimana prossima, il martedì alle 21 sul canale 78 di Gold 78 con la puntata integrale di Penalty, e poi come al solito con l'approfondimento del mercoledì e del giovedì alle 13 su Televent 7 Gold. Grazie per essere stati con noi. Volete rivedere tutte le immagini delle passate stagioni di Penalty? Allora vi consigliamo di visitare il nostro canale YouTube. Penalty, programma sportivo. Dal 2011 sino ai giorni nostri, tutte le immagini di tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci in questa lunga avventura con il calcio dilettantistico siciliano.